Aumentare e rafforzare la lingua inglese dei residenti nei comuni di Arzachena e Olbia. Con questo obiettivo per 2 mesi 120 persone hanno frequentato a Portocervo la Sardegna English Academy, un programma di lingua inglese di vari livelli di competenza tenuti da insegnanti di madrelingua e voluto dalla Sardegna Resort, società interamente controllata dal gruppo Qatar Holding, che ha deciso di offrire il corso. La quota di iscrizione per ogni partecipante è stata infatti di soli 15 euro. Lavoro qui e quindi l'ho trovata come una grandissima opportunità, molto importante e soprattutto un corso improntato sul lavoro e quindi era doveroso, direi, partecipare, visto quanto è considerato e quanto la lingua inglese è importante. Anche numerosi tassisti hanno partecipato al corso di inglese. A voi capita di frequente di parlare inglese? Certo, ne cerchiamo di parlarlo perlomeno con i clienti che ci capitano e quindi per noi è stato importante fare questo corso. Le lezioni si sono concluse la settimana scorsa e mercoledì prossimo ci sarà la consegna dei diplomi. Il corso è andato benissimo, è stata un'esperienza che penso che ci dia tantissimo, ovvero un attestato insomma, di certificazione con una classificazione di livello. Non è da tutti, insomma, da tutte le aziende grandi come la Sardegna Resort dare questa opportunità a chi o non ha la possibilità di andare all'estero per imparare un po' di lingue. Una possibilità anche per cercare un lavoro nuovo. Certamente sarà una nota in più nel curriculum da poter annotare. Voglio riniziare a lavorare. Io sono una mamma, ho lasciato per un po' e adesso i bimbi stanno crescendo e quindi voglio iniziare. Adesso parlate un po' più di inglese. Little. Yes. Qualcosina in più, speriamo che il prossimo anno continuino.